Buongiorno. Allora, siamo a Rocca di Arsiè, dove c'è il lago di Carlo, e probabilmente ci perderemo. Allora, noi siamo qua. Sì. Noi siamo al cimitero. Siamo al cimitero. Ok. Non ancora seppelliti però. Allora, partiremo da qua giù però. Praticamente saliremo, l'ipotesi è quella, saliremo per qua, andremo a vedere i borghi e qua da qualche parte dovrebbe esserci un sentiero che ci ricollegherà alla Forzelletta per poi tornare indietro E uscire da questo e sentiero. uscire da qua. Almeno l'ipotesi è quella. Vediamo un attimo perché sono spariti dei sentieri. Bene, buona visione. Ciao. Ciao ciao. Forzelletta 45 alla Rocca, dove siamo noi, 1 ora e 20. Bene. Ed è mezzogiorno, si sentono le campane giù.
tornare. No, un po' che almeno tu sicuro di contatto con lui. Scusa. Fa male. Ah, dimmi tu. Dentro la fredda. Buono, no, basta un po' che vai. Tanto ormai è rotto, è rotto. Io ho fame e ci fermiamo a mangiare. Ora, o non fa male o è Highlander. Ah, ma allora non era finta, soffri. E il pastingo possiamo prendere? Anche pastingo? No! Gli vuoi ancora bene il tuo cane? Cioè, guardate come va, oh. È un treno. Cioè, adesso sembro io lo stupido che si ferma a fare le riprese e le foto, ma no, ho detto non ti preoccupare. Vado. Abbiamo appena visto un'auto, gli ho detto vuoi che ti faccia accompagnare giù? No, tranquillo, vado. Però non riesce a fare le foto col telefono. Dai, vi aggiorniamo dopo. Non lo so come finirà sto video. Sicuramente al pronto soccorso di Feltre. La finirà. Naturalmente noi potevamo anche aver chiamato il soccorso e venivano a prenderci. Però per un polso non mi sembra il caso. Manca mezz'ora, riesce a proseguire e si va. Mentre invece poi c'è la gente che non si porta l'acqua o va con i tacchi e tanto c'è il soccorso. Questo non va bene. Lei ce la fa, proseguiamo. Per il momento ce la fa, ma tanto manca poco. Lei non ce la fa, ma l'avete visto? Ah, e ho fatto anche il cordino. Ecco cos'era, era Carazzagno, che non mi veniva in presa. Ponte de Polo. Eccoci di nuovo al cimitero, quindi siamo arrivati, salvi ma non sani, e niente, adesso andiamo un attimo al pronto soccorso di Feltre. A dirgli come fanno il gesso. Esatto, lei gli spiega come fare il gesso e vi aggiorno sulle sue condizioni. A dopo, ciao. Ciao. Eccoci Manu, siamo usciti, raccontaci com'è andata. Niente. Prognosi? No, devo ancora leggerlo. Ho fatto ridere un Riservata allora. po'. Ho fatto ridere un po' i medici. Comunque, cosa si è rotto? Niente? E frattura della radio scomposta. Bene. E Della radio, quindi niente musica. esatto, niente musica. Purtroppo salta. E ho cantato io quando mi hanno dovuto riaddrizzare tutto. In 3 a tirarmi il braccio. Che culo. Bene. Per fortuna il primo colpo è andata.
Adesso vediamo i prossimi giri quando saranno per Manu, anche la prossima settimana. settimana mi sono rotto un braccio, non la gamba. Cammino. Vediamo. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao ciao.